Fino adesso si era parlato solo dell'uso irriguo, quindi per la coltivazione, per le campagne. Adesso invece il problema incomincia ad esserci anche per la finalità idropotabile, cioè per l'acqua da bere alle persone. È preoccupante la situazione idrica nella Bassa Padovana e nel Polesine, lo conferma l'assessore regionale all'ambiente Elisa Venturini. Il cuneo salino sta risalendo sia all'Adige che sul Po. I fiumi non stanno particolarmente bene perché proprio questa mattina ci è arrivata l'ulteriore segnalazione che sia il Po che l'Adige sono in sofferenza, sta risalendo il cuneo salino e incominciamo ad avere problemi importanti sull'Adige, nonostante in questi giorni, devo dire, c'è stata grande collaborazione da parte anche delle province autonome, Trento e Bolzano, nel rilascio dell'acqua e anche con i consorzi di bonifica è stato fatto un grande lavoro attraverso anche l'autorità di bacino, però incomincia ad esserci proprio poca acqua anche per l'uso idropotabile. L'ipotesi di un razionamento per gli usi civili dell'acqua è concreto. Adesso stiamo monitorando la situazione perché ci sono delle zone che possono essere in difficoltà, Quali sono queste zone? soprattutto se pensiamo a Rodigino, e dove maggiormente si è sentito il problema e poi dobbiamo guardare anche la Bassa Padovana. I cambiamenti climatici sono il motore che spinge le temperature sempre più in alto. Da quando si è iniziato a raccogliere tutti i dati relativi appunto alle temperature e si sta riscontrando appunto proprio in questi giorni i dati più caldi, addirittura sono superiori rispetto agli anni che noi abbiamo avuto il 2003 e il 2022 dove sono state registrate delle temperature elevatissime. Ecco che si stanno riproducendo, in questo caso abbiamo massime che arrivano ai 40 gradi e minime ai 25-26 gradi. Le previsioni non sono incoraggianti. Il prossimo fine settimana Venezia e Verona saranno tra le 19 città da bollino rosso. Nel frattempo persiste l'allerta gialla regionale per le ondate di calore. Le previsioni soprattutto il fine settimana, avete visto, sono temperature alte e quindi la situazione in termini di temperature non è che migliori. Le precipitazioni vedete sono quelle che sono, quindi incomincia a essere veramente da attenzionare la gestione della risorsa idrica.